Che acquisti vi ho fatto stanno guai dell'Inter? Intanto voleva anche studiare. Guai dell'Inter campione d'Italia, che acquisti vi ho fatto di straordinario? Che acquisti vi ho fatto guai dell'Inter? Non cellulare, non così. Che figura, che acquisti, che giocatore vi ho comprato? No, al limite Io l'ho detto. Non le guardi anche scudetto. il fermo perché Avete che aspettare anche 48 anni. adesso lì è una roba antiregolamentare. Siccome che la camera troppo distacco nei confronti delle la camera troppo distacco nei confronti delle altre, loro stanno nella cosa mia normale. Gli ha messo il limite che non la può più acquistare nessuno perché sennò la fa ancora più differenza del primo. E lei pare che sia il campionato un po' più giocabile, no? Hai detto allora? Ma è giusto che sia così. Gli avanzamenti due punti dalla seconda, che il campionato di Ventero. Ci stanno che vende avanza 30 di metti. Allora, la può solo vendere, acquistare, no, su mia si sa acquistare che ne uno solo, giocatore solo. Dai, giocano che cazzo di regola è? Non credo neanche. Lo so, è loro. Sì. Non vuol dire che ci massa forti. Esatto. Quelli che da capire tutti. D'altra parte il miglior che se non tutti i settori in tutte le parti la il meglio del mondo, i giocatori migliori che tutti quasi vincono, parte del Milan che va a cantare lì, dopo mi va altro. Milan che ha una gran fortuna, che andava bene lì nella coppa, ma niente da squadra. E su altro che fa sempre via strappegare dappertutto quando gioca. Cioè che è la squadra più veloce d'Europa, come me lo commenti tu, l'Hellas in Serie C? Quel che sa voluto la società. Ma è arrivato che ha una squadra di C effettivamente, poi hai niente. Sì, quello di me la stavo a guardare dopo partire. Mi dispiace ma purtroppo ma è riccia di essere pescare in bico che dunque delle famiglie non so che squadra che sia adesso. E cominceria sì, ma lei che va via da Polo, cominceria a fare una squadra sola tra Chievo e Verona. E Verona che ha due o tre giocatori soli che può dire tutta Crato e tutta la Moglia da Serie C. E cominciare a fare una unione che le fece, lei che va via da Polo la tifoseria e poi mi aveva ma se noi fanno una squadra sola allora i tuoi magari due o tre dei qui del Verona e che altri fanno una bella Serie B col Chievo. Se la voleva la società e aveva una squadraza, cioè poi lo Spezia riende là e ha perso, qua in carne queste buoni di segnare. Il peggior attacco della Serie B. Se la voleva. Dispiace per la città, la tifoseria, ma non io fuori a cavo, giocare a calcetto da merda, non guardare che roba. Ossa che se si passi per il ballone, Dio povero. Tutto rovinato qua, le immagini con me. Ma che ti sprecchi tempo e pellicola.